La centrale di Somplago è l'impianto idroelettrico più importante della regione. Si trova nella parte nord del lago di Cavazzo ed è stato messo in funzione nel 1958. Dal 2012 al 2015 poi hanno installato 3 nuove turbine che sono potenzialmente in grado di fornire la potenza elettrica necessaria per alimentare una piccola città come ad esempio quella di Udine. È costruita a 600 metri dentro la montagna e per poterla raggiungere bisogna percorrere dei lunghi corridoi di accesso. Periodicamente la centrale viene aperta al pubblico e io e mia moglie Paola non abbiamo certamente perso l'occasione per fare anche questa esperienza. Devo dire che tutti e due siamo rimasti stupiti e sorpresi perché non ci aspettavamo proprio di vedere un'opera così imponente. Un'altra foto della galleria, una vista dall'alto della diga di Verzelli su dell'Ambiesta. Non so se avete presente una tubazione di diametro di 3 metri, lunga circa 600 metri tra la piana e il tagliamento. Sfera nera con un arcone verde. Quello lì non è nient'altro che il rubinetto a sfera di casa. Giro per un po' sotto di me, per giro fino a chiudersi con l'acqua di tanto. La turbina che si chiama proprio appena sopra la turbina. Quello di sotto è il cuscinetto turbina e questo è l'albero che collega la turbina con l'alternatore questo.